Nome, Federico, Stefano, soprannome. Fritz, Puggi, Cosa fai a Friuli Doc? e organizzo gli stand di Trieste da gustare. me lo sono sempre chiesto anch'io, comunque mi diverto un casino quando ci sono. Siamo a Tarvisio, nel Tarvisiano, in largo ospedale vecchio. Da quanti anni partecipi? 3. 3 lavorando, e invece di là del banco, che era la cosa più bella del mondo da quando è iniziato Friuli Doc. Un tuo hobby? Barca vela. Sempre da dire donne, ma non si può, ma comunque mi piace divertirmi. Il tuo piatto preferito? Baccalà. Se mi chiedi cosa non mi piace è più facile, perché saranno 1 o 2 forse, se no mi piace mangiare tutto. Verde o azzurro? Azzurro. Verde, Carne o pesce? Ma pesce. sicuramente carne. Che cos'è uno scorfano? Uno scorfano. Può essere una brutta ragazza o un pesce molto buono. Lo scorfano, beh, non è sicuramente una ragazza triestina, forse un ragazzo sì, ma no, è un pesce, scherzo, è un pesce che prende i colori del fondo marino. Per me ha colori azzurri e gialli, ma mi hanno detto di dire così. E un chiodino? Chiodino potrebbe essere uno spillo a forma di fungo. Sono 2 cose, o è un cloud pitcher, per noi è un fungo. Dici un proverbio nel tuo dialetto. E viva là il pobon. Mai tirare il culo in daur se non tu sai che tu has daur. Conosci una canzone popolare? Ma qualcuna. Madonna, le conosco tutte. Cantacene un pezzo. E ancora un litro di quel bon. Simonetta, dove vai con quei riccioli belli? Dacci un motivo per venire a Friuli Doc. Assaggiare tutto quello che dalla Carnia, dalla Stiria, Carinzia si tuffa nel mare. Perché sarebbe stupido se non lo facesse. Se gli piace divertirsi, se no che vada al mare. Il piatto che dobbiamo assolutamente mangiare. Beh, se non li avete mai assaggiati, gli angusigoli. Sono pesci tipo sardoni, però lunghi 3 volte tanto. Diciamo che sono tutti buoni, i piatti no, ma quello che c'è dentro i piatti, qualsiasi cosa. E ora invitaci a venire a Friuli Doc. Venite dal 18 al 21 ad assaggiare tutto quello che dai monti arriva fino al mare. Venite a Friuli Doc, se volete divertirvi, se volete passare una giornata diversa dal solito. Il posto migliore è sicuramente Largo Ospedale Vecchio, dopo scegliete voi. E adesso salutate che l'intervista è finita. Ciao a tutti e a presto. Sempre con un detto, mandi, alza il culo e non si spandi.